Il 55% del territorio del Veneto è a rischio inondazioni e non bastano i bacini di laminazione, peraltro fondamentali come si è visto nei giorni scorsi a Vicenza, a metterci al riparo da ogni rischio. Già, perché i bacini di laminazione, su cui il Veneto è obiettivamente una delle regioni più avanti, ci proteggono dalle esondazioni dei fiumi, ma a provocare gli allagamenti sono anche le tracimazioni dei fossi e canali nelle campagne e delle reti fognarie nei centri urbani, spiega Valerio Molinari, presidente del Centro Studi per il Cambiamento Climatico, che ha elaborato un rapporto sul rischio idrogeologico nel Veneto. Gli eventi meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici sono sempre più frequenti e anche in Veneto le piogge intense di questi giorni lo dimostrano. Alcune segnalazioni erano state fatte fin da luglio dello scorso anno, quando il Centro Studi per il Cambiamento Climatico, promosso da Greenway Group SRL ed Ecogest SPA, aveva pubblicato e condiviso con le autorità locali uno studio che presentava dati allarmanti proprio relativamente alle zone maggiormente colpite in questa occasione. Lo studio rivela che in Veneto i fenomeni franosi sono molto presenti, a volte lenti e progressivi, altre improvvisi e repentini, e si concentrano particolarmente nel territorio dell'Alpago e nella parte alta dei bacini nelle province di Belluno, Padova, Vicenza e Verona. Il rapporto si basa su dati ARPAV e ISPRA, poi confrontati e verificati in base ai dati satellitari del sistema Copernico. Ebbene, secondo questi dati, circa il 55% del territorio regionale è tuttora a rischio di inondazioni. Il 10% rientra in uno scenario di pericolosità elevata, con un'area potenzialmente allagabile di 1835 km². Uno scenario di pericolosità media copre invece il 13,3% del territorio regionale, con un'area allagabile di 2435 km². Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 5 marzo 2024, la prima notizia del giorno riguarda il cambiamento climatico e il Veneto a rischio inondazioni. È il 55% del territorio regionale interessato da questo rischio. Per quanto riguarda le frane, il pericolo maggiore si trova nell'Alpago. Uno studio pubblicato l'anno scorso metteva già in guardia dai pericoli. Abbiamo letto i primi paragrafi dell'articolo sui quotidiani del gruppo NEM. Veneto avanti sui bacini di laminazione, ma non basta. Occhio alle infrastrutture. Occorre pulire fossi e reti fognarie, un intervento al mese da marzo a ottobre, dicono gli esperti. E ancora, sempre in tema di cambiamento climatico e ancora sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, troviamo un'altra notizia che riguarda proprio le precipitazioni eccezionali, quello che viene chiamato il maltempo. Piogge record dal 2016 a febbraio più 192%, mai così caldo dal 1998. Fiumi e laghi nettamente più alti delle medie del periodo, maltempo senza fine. Oggi è in arrivo una nuova perturbazione. Questi sono i dati ARPAV che confermano si tratta di precipitazioni eccezionali in questo 2024. Anche la quantità di neve si è riportata quasi alla pari della media nelle Dolomiti, meno 2%. Ma insomma, nell'articolo di Enrico Pucci per i quotidiani del gruppo NEM sono riportati tutti i dati relativi alle precipitazioni eccezionali di questi primi mesi del 2024, effetto del cambiamento climatico nella nostra regione, dove si discute ancora di bacini di laminazione, in particolare sul Piave. Allora ci spostiamo sul Corriere del Veneto per leggere una notizia che riguarda proprio le Grave di Ciano. La regione vince la battaglia del Piave, scritto tra virgolette nel titolo naturalmente, via libera dei giudici alla cassa di espansione. Esulta l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccin, che dice: partiamo subito. Vittoria della regione in tribunale, quindi via libera al bacino sul Piave nelle Grave di Ciano. La battaglia del Piave, scrive il Corriere del Veneto, la giornalista è Martina Zambon.
è stata vinta dalla regione, sconfitti i comuni capitanati da Crocetta del Montello. Il Tribunale delle Acque ha respinto il loro ricorso contro le casse di espansione sulle Grave di Ciano. Prima viene l'incolumità pubblica. Bottacin, assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile, dichiara ora correre per recuperare il tempo perduto. Insomma, avanti tutta coi bacini di espansione, nonostante la contrarietà delle comunità locali, dei comuni, che sollevavano proprio questioni ambientali sul progetto, che prevede, come per il bacino di Valle a Trissino, che l'infrastruttura sia realizzata all'interno dell'alveo all'altezza delle Grave di Ciano, un'area dal forte valore naturalistico, un'area che i pilastri di cemento che delimiterebbero il bacino cancellerebbero. I giudici del Tribunale delle Acque invece hanno messo nero su bianco che l'amministrazione regionale, in considerazione dei sempre più frequenti eventi alluvionali che la cronaca quasi quotidianamente consegna, potrebbe avviare, ai sensi della normativa, le opere di messa in sicurezza dell'ambiente e di salvaguardia dell'incolumità delle persone che dimorano nelle aree esondabili del fiume Piave, con ordinanza contingibile e urgente. Insomma, avanti tutta con i bacini di laminazione, nonostante appunto le ricadute ambientali, e se ci si pensa è una sorta di controsenso, altro cemento per fermare l'acqua e gli eventi atmosferici estremi sempre più frequenti, un modo forse per spostare l'asticella un po' più in là, ma comunque la tendenza del cambiamento climatico non si ferma. Voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. Partiamo dalla politica. Nei giorni scorsi ipotesi di Campolargo nel centro-sinistra anche in Veneto, dopo il caso della Sardegna, dove è stato vittorioso lo schema del campo giusto, come l'ha definito Giuseppe Conte. Abbiamo visto le aperture del Partito Democratico sempre nei scorsi, con il deputato Alessandro Zanna e il segretario regionale Andrea Martella, che hanno subito detto lo schema della Sardegna va replicato anche il Veneto, con il campo giusto, appunto, con il fronte progressista che dovrà presentarsi unito alle prossime elezioni regionali. Abbiamo poi visto la posizione di Azione, contraria invece all'alleanza con il Movimento 5 Stelle, parliamo sempre del Veneto, e oggi è proprio il Movimento 5 Stelle a parlare. Lo fa con il suo coordinatore regionale, lo fa sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Simone Contro, segretario del Movimento 5 Stelle in Veneto, dichiara sì al campo largo con il PD, ma non insieme ai delusi della Lega. Il segretario regionale dei Grillini dice: in Veneto noi siamo sempre stati contro la Lega, è il momento delle forze progressiste, se non ora quando? Dovremmo accordarci sul programma e su un candidato unico, forse sarà un civico, dice Simone Contro, che commenta anche le recenti aperture lanciate dal segretario del PD Andrea Martella ai delusi della Lega. PD e delusi della Lega, prove di campo largo. Martella: parliamo anche a quegli elettori. Questo è il messaggio lanciato dal segretario regionale del PD dalle colonne, appunto, sempre dei quotidiani del gruppo NEM nell'edizione di domenica. Chi non si riconosce più in Salvini dovrà trovare altri riferimenti, aveva detto Martella. Simone Contro oggi del Movimento 5 Stelle apre al Partito Democratico, ma chiude completamente uno scenario di pesca nel campo opposto, in quello del centrodestra. In Veneto noi siamo sempre stati contro la Lega, dice Contro, e adesso è il momento dell'alternativa delle forze progressiste. Un'altra notizia sempre di cronaca politica, ci spostiamo a Treviso, nelle pagine del quotidiano Il Gazzettino. Caso dossieraggio anche Zanoni tra i politici spiati, e si parla già di minacce di morte. Il consigliere regionale del PD sarebbe tra le 800 vittime di dossier segreti. Il caso è scoppiato a livello nazionale, naturalmente. Dice anche sempre Zanoni che in questi giorni gli sono state recapitate delle lettere minatorie. Sorveglianza potenziata, leggiamo sul Gazzettino di Treviso, l'articolo è di Paolo Calia. Qualcuno cerca argomenti per screditarmi, dice Zanoni, voglio sapere chi è, e arriva naturalmente la solidarietà in primis dal suo partito, segretario provinciale Zorzi, che dichiara siamo sconcertati tutti con Andrea, e poi anche
da esponenti di altre forze politiche, come ad esempio il presidente del Consiglio regionale del Veneto, il leghista Roberto Ciambetti. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi con altre notizie flash. Parliamo di assistenza, case di riposo e allarme per le rette, sono destinate a salire ancora, allarme dei sindacati sulle case di riposo, la notizia sulle pagine del Corriere delle Alpi. Report sulle case di riposo in provincia di Belluno, mancano letti e calano i minuti di assistenza, nei centri diurni servono altri 80 posti. I segretari dello SPI-CGIL e della Funzione Pubblica CGIL, CISL, anzi, sono preoccupati, mancano 27 letti nell'RSA e 80 nei centri diurni. Voltiamo pagina, siamo nel Trevigiano, Corriere del Veneto, malattia mentale, cala l'età dei pazienti e crescono del 20% le richieste di aiuto. Diamo supporto a tutti, dice il direttore dell'ULSS, ma siamo sotto organico, mancano psicologi e psichiatri. Al momento ci mancano almeno altri 20 professionisti, ammette il direttore generale dell'ULSS 2. Sono almeno 2500 i trevigiani seguiti dai servizi di aiuto psichiatrico dell'ULSS trevigiana. Altra notizia flash, di nuovo dal Corriere delle Alpi, pista da bob, da oggi si fa sul serio, operai edili e macchinari in azione. Pizzarotti, l'azienda, la società che ha vinto l'appalto per costruire la pista da bob per le Olimpiadi invernali 2026, prepara il cronoprogramma. Intanto anche l'ex ministro Costa protesta per i larici tagliati. Costa, già ministro dell'ambiente per il Movimento 5 Stelle. E sempre in tema di pista da bob, sui quotidiani del gruppo NEM una serie di interventi pubblicati, contenuti e lettere mandate proprio dai lettori. Vediamo solo i titoli: pista da bob, un fallimento annunciato da un lato, basta menzogne, un'occasione, dice qualcun altro. C'è rassegnazione, ormai il dado è tratto. C'è chi chiede di tenere gli occhi aperti sugli sprechi, di dare priorità ai servizi. Chi ricorda siamo la culla del Bob, chi rifiuta il messaggio secondo cui l'opera sarebbe impattante perché invece ci saranno più alberi. C'è chi dice direttamente sono soldi buttati via, e chi parla di giochi olimpici anacronistici. Insomma, c'è un po' di tutto nelle lettere raccolte dai quotidiani del gruppo NEM riguardo la pista da bob. Di certo quello che rimane è il costo gigantesco di un'opera che rischia poi di rimanere inutilizzata, più di 120 milioni di euro per una disciplina che in tutta Italia conta poco più di una decina di atleti. E poi l'ultima notizia di oggi riguarda le stanze panoramiche, quindi sempre la montagna. Sulle pagine dell'Arena troviamo un articolo sul turismo emozionale in Lessinia e sul Baldo, comunque su tutte le montagne. Stanze panoramiche in montagna, i sindaci si dichiarano scettici, ci sono già i rifugi, secondo alcuni primi cittadini ci sarebbero criticità, c'è chi dice no ai facili entusiasmi e chi invece dice la montagna va tutelata ma bisogna anche evitare l'immobilismo. Di cosa si tratta? Comunque le stanze panoramiche sono chiamate anche Starlight Room. Le stanze emozionali sono cubicoli in legno e cemento, installazioni provvisorie da piazzare oltre i 1600 metri di altitudine, ovviamente in luoghi panoramici, possibilmente a ridosso di rifugi o strutture già esistenti, per ammirare le costellazioni e respirare l'emozione della natura al modico costo di 700 euro per notte. Non a caso vengono definite anche luxury. C'è chi ha già aperto la strada al rifugio Col Gallina, 2300 metri di altitudine a ridosso del passo Falzarego, nelle Dolomiti Bellunesi, e due strutture simili esistono già da qualche anno, adesso sono state salvate, colmando una falla normativa dalla decisione della giunta regionale che negli intenti del presidente Luca Zaia dovrebbe favorire l'offerta turistica in forma ecosostenibile e di basso impatto. Debutta quindi il turismo esperienziale per pochi, suscitando non poche perplessità, in primo luogo da parte del club alpino italiano. E per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.